Ma vabbè, diciamo che noi siamo la Lazio, quindi facciamo parte di una grande famiglia, già adesso. Quindi siamo noi che dobbiamo cercare di livellarci rispetto a quello che poi rappresentiamo e di cui facciamo parte, ovvero sia la polisportiva più grande d'Europa e più antica del mondo. Dove vogliamo arrivare? Noi vogliamo diventare una squadra competitiva sotto tutti i punti di vista. Vogliamo cercare di essere una squadra che sia rispettata da tutti e vogliamo cercare di dare lustro al marchio che portiamo. Beh, tutto quello che viene da fuori, tutto quello che si va a interfacciare con noi, è ovvio che è una novità per noi e quindi in quanto novità poi diventa un'esperienza e le esperienze poi danno un contributo per aumentare il know-how che ciascuno di noi poi si porta dentro. È chiaro che il calciotto è qualcosa di più di un semplice sport amatoriale ormai, visti anche gli investimenti che le società fanno per cercare di creare una squadra competitiva come per esempio la nostra. Pertanto credo che la direzione verso cui si debba andare sia quello che noi stiamo cercando di fare alla luce del giorno, quindi creando delle sinergie, delle collaborazioni con tutto quello che c'è fuori, oltre a quello che c'è dentro, che non dimentichiamoci che è la culla del calcio a 8, la Lega Calcio a 8, quindi noi speriamo che un giorno possa diventare un campionato nazionale e diventare un campionato con anche altre interfacce come per esempio Treviso, come per esempio Malta e ci sono tante altre strutture oggigiorno già esistenti, quindi questo è quello che speriamo. Beh, diciamo che è cosa nota ormai che le squadre sono soltanto 11 le partecipanti alla Serie A, quindi di conseguenza ovviamente poi c'è una maggiore incidenza di squadre che parteciperanno ai playoff. Non c'è stata nessuna polemica l'anno scorso, c'è stata soltanto una descrizione ad un'emittente radiofonica di quello che era la struttura del playoff seguita da una domanda fatta dal conduttore. Quindi io ho solo spiegato quello che era, forse è stato travisato da qualcuno. Noi non vogliamo fare nessuna polemica, è chiaro che noi l'anno scorso abbiamo vinto il girone dello Sport City con 5 punti di vantaggio, ci siamo ritrovati a dover ricominciare tutto da capo contro tra l'altro una grandissima squadra come ha dimostrato di essere il Tormarancia, che ormai conosciamo bene perché insomma abbiamo incontrato tante volte l'anno scorso e la incontreremo ancora quest'anno. Quindi nessuna polemica assolutamente.